No, sta facendo il video. Insomma, sei contento? Abbastanza. Porsche 911 4S. Questo è il 997. Ah, il 997, giusto. 911 997. 690 cavallini, qualcosa pure di più. E questo esce con 365 mi pare cavalli, poi dopo basta fare un po' di giochetti, arrivi a 400 cavalli più o meno. E Comunque cammina. la cosa come va è abbastanza... Facci sentire. Facci sentire. Qua. Insomma, stiamo a piedi. Lo superiamo lui, che dici? Vediamo se Ci proviamo. non è tanto imbranato, dai, infatti, vai. Shagara. Ciao! Cioè 150 così. Giusto per... Ce ne andiamo, Ok. Poi... Vabbè. Dove sta andare, Perché anche le quattro ruote motrici qua sono fatte in modo, attenzione, sono fatte in modo da essere più posteriore che anteriore, quindi la macchina se ne va comunque. Tanto non si sente la puzza di olio. Perché non deve togliere il gusto a quelli che sono abituati a guidare la Porsche, Porsche quelli veri, Vecchio insomma, stampo. Porschisti vecchio stampo. Perché sta a passo così. Non hanno, con le quattro ruote motrici non la vogliono neanche, no? Certo. Però l'hanno fatto in modo che anche pur avendo quattro ruote motrici, per questo bisogna stare attenti lo stesso, soprattutto sul bagnato e insomma su un asfalto un po' scivoloso è un casino. Perché avere lui davanti quando lo possiamo superare con altri? Non trovi? Sì, fa 70-30 o addirittura mi pare 75-25, qualcosa del genere. Come ripartizione della... È mostruoso. Che macchina, che giocato. Comunque questa poi è una macchina che guidata normalmente magari ti fa pure 10 km al litro. Se ti metti a giocare Se ti metti a giocare così ne fai 5 al litro. Non è però col Ferrari ne fai 5 sempre. E 2-3 quando stai... Puoi andare piano, puoi andare forte, quella consuma uguale, non so perché, ma